Boh! Spero che nessuno non se la sia presa o che si sia spaventato, perché per spaventarsi ci sono altri posti e soprattutto altre situazioni. Oggi è il 31 di ottobre e quindi cosa si parla della notte tra il 31 e il 1 di novembre? Halloween. No, in Sardegna non è così. Halloween è una festa che ha origini non cristiane, ma pagane. E per non rovinarvi la cosa, non parliamo di Halloween, parliamo di un altro argomento, ovvero l'Halloween sardo, i Spanish o i Sani Metas. Tanta roba, tanta roba. In questa circostanza, proprio della sera, a cavallo tra il 31 e il primo, i bambini vanno in cerca di dolcetti, altrimenti si fa lo scherzo. In Sardegna no. Per i Panigedasa o i Sanimedasa la cosa è ben diversa. I bambini andavano, nella Sardegna che fu, di casa in casa per chiedere qualcosa in memoria dei loro defunti. Cose che venivano mangiate il 1 di novembre, in compagnia di tutta la famiglia, per ricordare le persone che purtroppo non ci sono più, o che comunque rimangono sempre con noi, nel nostro cuore, nel nostro profondo e nei nostri ricordi. E non davano caramelle, no. Le caramelle erano robe da ricchi. Si dava piuttosto del pane fatto apposta per la situazione, o comunque dei dolci sardi, secchi, pirichitus, pavassinus. Insomma, quello che la famiglia poteva dare, possu bono goru, si dava volentieri, perché ognuno di quella famiglia, ognuno delle famiglie ha qualche defunto da rispettare. I Sanimetasa o i Panegedasa, dipende dai paesi, erano un modo per dare omaggio non solo ai defunti degli altri, ma anche ai loro. Perché ovviamente non solo passavano i figli degli altri, ma anche i figli di quella stessa famiglia andavano in giro a chiedere i Spaniceddasa o i Sanimeddasa. Ma oltre ai Sanimeddasa e Spaniceddasa ci sono delle figure terribili, spaventose, essenzialmente pericolose. No, non sto parlando di Barbara D'Urso, ok? È tutta un'altra situazione. Che ci sono delle consuetudini spaventose. Ad esempio, Sugante Sastria. Sastria era la civetta. Insomma, correva voce in alcuni paesi che quando tra la notte tra il 31 e il primo Sastria cantasse nei pressi di una delle case, sarebbe successo qualcosa di veramente brutto a qualcuno di quella casa o comunque di qualcuno di quel vicinato. Correva voce che tra il 31 e il 1 di novembre i vecchi delle famiglie raccontavano delle storie o delle favole terrificanti ai bambini per tenerli sempre un pochino sul chi va là. Certo, non tutti lo facevano, ma era comunque una consuetudine che purtroppo è andata perduta. E quante consuetudini sono andate perdute? Quante? Per cosa? In nome di una festa che era meravigliosa,
che è diventata poi soppiantata da una americanata a sfondo commerciale per far vendere dei prodotti magari ceduti all'interno di un magazzino. Isani Medasa era qualcosa di diverso. Isani Medasa o Hispanicedasa, dipendeva dai paesi, era un rito che era di una profondità incredibile, era di una profondità spaventosa, di una sacralità enorme a cui tutti, nessuno escluso, doveva esimersi, perché i defunti, anche i nostri antenati, anche se non ci sono, stanno sempre a guardare. Attenzione stanotte, dormite bene.